Amici di Ricanta Napoli, buonasera a tutti e ben ritrovati al quarto appuntamento con il nostro viaggio all'interno della canzone napoletana, quarta puntata. Come vi dicevo la scorsa settimana, un omaggio al re della sceneggiata, al grande Mario Merolo con Francesco Merola, poi ancora prima un omaggio a Mister Scapricciatiello a 100 anni dalla sua nascita. Ci sono stati qui nei nostri studi Aurelio Fierro e Fabrizio Fiero, poi la prima puntata, l'esordio con Andrea Sannino, che ha presentato qui in anteprima nazionale il suo nuovo lavoro discografico Mosaico. Non posso andare avanti senza presentare il mio compagno di viaggio. La sua penna racconta da anni la scena napoletana del vecchio e del nuovo millennio, il maestro Federico Vacalebre. Sempre bidello. C'è un prima della canzone napoletana. Siamo abituati a pensare che la canzone napoletana sia quella cosa che Bovio e che tra Bovio e Di Giacomo viene fatta grande. Invece c'è qualcosa prima. C'è qualcosa a cui tiene moltissimo il maestro Roberto De Simone, a cui teniamo moltissimi anche noi, e c'è stata una formazione che ci ha ricordato gli anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 per adesso, quindi fate voi i calcoli quanti anni sono, queste radici che servono per mettere le ali. E di chi sto parlando? Vediamo prima la scheda. Discograficamente parlando, gli esordi della nuova compagnia di canto popolare sono tormentati. Il gruppo cardine del folk revival italiano si forma nel 1966-67, dall'incontro di Eugenio Bennato, Carlo D'Angiò, Roberto De Simone e Giovanni Mauriello, ai quali si uniranno presto Peppe Barra, Patrizio Trampetti, Fausta Vetere, Nunzio Arini e Patrizia Schettino, destinata a non proseguire però il cammino con gli altri. Napoli è soffocata dall'oleografia. Vi quanto è bella Napoli, parno fran fellì, ognuno viene all'icca, ronza e se ne va, ricordate? La sua canzone è ancora di più, prigioniera di un festival declinante della restaurazione culturale che il potere democristo allunga su ogni istituzione. Le mani sulla città, 1963 di Francesco Rosi, non parlano solo di edilizia. De Simone, in sintonia con quanto stava succedendo in Inghilterra, mette le mani in un patrimonio popolare e colto che correva il rischio di essere disperso. Nel 1971 per la Rera esce il primo disco della NCCP, che per titolo porta il nome dell'Ensemble, proprio come il secondo, doppio, uscito nel gennaio dell'anno successivo, sancendo il primo distacco traumatico, quello di D'Angiò. Se l'esordio si apre con Madonna delle Grazie, il secondo parte con Ogni escio sola, che non ha ancora trovato la forma definitiva, consegnataci nel 1976 dalla Gatta Cenerentola. In copertina, design di Angelo De Falco, futuro Zezi, e Claudio Bonivento, futuro produttore cinematografico di successo, uno spartito di una villanella. Le fotografie interne sono di Stefano Fittipaldi. Il repertorio, prezioso, segna il cammino da compiere. C'è il ritornello delle lavandaie del Vomero, Vorria diventare, la dedica a Sacco e Vanzetti, di Lacrime condannate, il Sant'Alfonso Maria dei Liquori di Quando nascette Ninno, il canto dei Sanfedisti, la teatralità di La canzone di Zezza, futuri cavalli di battaglia della formazione come Ciceranella e la Vivianea, rumba degli Scugnizi. Il disco vende poco e passa inosservato, destinato a ristampa dopo il successo della formazione. Ci pensa la Ricordi nel 1976 nella serie economica Orizzonte, dividendolo in due vinili, Ciceranella e la Serpe a Carolina. Perché la NCCP riesca a sfondare il muro del silenzio con cui la cultura napoletana ufficiale l'aveva accolta, bisogna aspettare che proprio in quel 1972, grazie a Edoardo che li aveva adottati facendoli esibire al suo San Ferdinando, Giancarlo Menotti e Romolo Valli, appena nominato direttore artistica del Festival dei Due Mondi, la invitò a Spoleto, dove poi tornerà per la consacrazione con la Gatta Cenerentola 4 anni dopo. Quello sarà anche il momento della divisione con Bennato, che con D'Angiò darà vita a musica nuova. Per arrivare al successo il gruppo dovrà misurarsi con la tanta aborrita all'epoca canzone napoletana, merito colpa di Gabriella Ferri che li invita in Rai a Dove sta Zazà con Tammurriata Nera, classico scritto nel 1944 da E.A. Mario ed Edoardo Nicolardi. Una musica apparentemente allegra nascondeva quasi il dramma del testo. Era il 1974, il brano uscì persino su 45 giri, restando in hit parade per diverse settimane. De Simone non voleva inseguire il mainstream, ancora una rottura e altre ne seguiranno, con Barra, con Trampetti, con Mauriello.
Per fortuna nel frattempo era arrivato Corrado Sfogli, che con Fausta Vetere ha continuato sulla strada del folk e del neofolk, accettando la contaminazione con Sanremo come con i 99 Posse, vincendo prima di salutarci il premio Tenco con l'album del cinquantenario. Napoli 1534, tra Moresche e Villanelle. Grazie per la buona compagnia, davvero. Da 50 anni è l'icona della nuova compagnia di canto popolare. A Ricanta Napoli, Fausta Vetere. Ciao a tutti, grazie, veramente un omaggio veramente fantastico. Vi ringrazio perché nessuno mai ha fatto un collage così perfetto, dall'inizio fino ai giorni nostri. Dovuto, difficile tenere dentro questo tragitto lungo, importante. Erano gli anni 60, la scheda lo diceva, gli anni delle mani sulla città, e alla città laurina, democristiana, invecchiata rapidamente, ripiegata su se stessa, truffaldina, la cosa che si muove è questo gruppo di magnifici ragazzi, di campioni. Voi immaginate un gruppo che tiene insieme Eugenio Bennato, Carlo Dangiò, Roberto De Simone, Giovanni Mauriello, Fausta Vetere, chi mi sono dimenticato? Nunzio Areni, Patrizio Trampetti. E poi tutti gli altri che verranno. Oggi lo chiameremo un Dream Team. All'epoca erano dei ragazzi uniti dalla convinzione che ci fosse qualcosa di nuovo, anzi di antico, da cantare. La canzone napoletana moriva per autoprocurato aborto nei festival di Napoli, non erano ancora arrivati o stavano per arrivare gli showman a mettere mano allo stesso mondo da un'altra parte, e gli americani di Napoli non si facevano sentire. I napoletani di Napoli, attorno al maestro De Simone, che nessuno chiamava maestro all'epoca perché era un ragazzo o quasi, anche lui riscoprivano le proprie radici. Scoprivano che prima di Bovio e di Di Giacomo, di Mario e di Ferdinando Russo c'erano le Villanelle, c'erano le Tammuriate, che la tarantella non era quella insopportabile in costume di Sorrento, che c'erano altri temi da cantare oltre a quelli dell'amore, che c'erano i canti di lavoro, che c'erano i canti di lotta, che c'era la sofferenza di un popolo già messa in musica. E nasce questo straordinario ensemble, nuova compagnia di canto popolare, brevemente detto NCCP. Fausta, proviamo a raccontarli quegli anni. Tu arrivi un attimo dopo, ma credo che sia passata persino Lina Sastri per qualche giorno. Sì, per qualche settimana. E veramente per me fu una cosa bellissima, perché avere una compagna, erano tutti maschietti, e quindi io dovevo molto combattere con queste personalità, con queste prime donne. Con queste prime donne. E allora, avendo avuto Lina nel gruppo, mi fece molto piacere, però è durata poco, anche perché lei aveva più un indirizzo per il teatro teatrale in quell'epoca, e quindi era sempre molto più impegnata di noi, già aveva una sua immagine teatrale. Dove nasceva il repertorio della nuova compagnia? Come nasceva? Ossia, da dove quei materiali a Napoli non circolavano, per cui quelle Villanelle, quelle Moresche, quelle Tammuriate... Quelle furono recuperate da Roberto De Simone durante una ricerca bibliotecaria. Scoprì che c'erano una grandissima raccolta di musiche del Cinquecento in Germania, quindi lui ha scritto a questa biblioteca tedesca e si è fatto mandare tutti i microfilm di queste villanelle, che praticamente, in cui c'era solo la parte del canto e la parte del basso, molto spesso non c'era neanche quella, e quindi bisognava ricavarne tutta l'armonizzazione, la strumentazione, l'interpretazione, che poi era nostra, insomma, e veramente le abbiamo fatte nostre, ecco, e nasce una nuova musica.
Ecco, per cui O Sole Mio, Torna a Sorrento e Funiculi Funicolà, col massimo rispetto e l'amore che sapete che noi portiamo per queste canzoni, improvvisamente fanno da contraltare dei generi, non solo delle canzoni, ma che avevamo assolutamente dimenticati. Proviamo a presentarli questi generi. Cosa sono le villanelle? Le villanelle sono dei canti del 1500 che venivano interpretate dagli stessi cantautori. C'erano dei cantautori che le componevano, erano Gian Leonardo dell'Arpa, Velardiniello, Sbruffapappa, Giovanni della Carriola. Erano artisti di strada che giravano per le strade di Napoli accompagnandosi, chi con un'arpa, addirittura si diceva che uno di loro fosse completamente cieco e un altro addirittura claudicante, per cui Giovanni della Carriola si accompagnava con la voce su una carriola e girava così per Napoli e cantavano le loro, loro esecuzioni, cioè il loro repertorio. Del repertorio. Leonardo era famoso per quelle villanelle d'amore e anche Velardiniello. E addirittura a Velardiniello si attribuisce la prima villanella, Vo cucciare de nupirse capertura. E c'erano accanto alle villanelle c'erano le moresche, c'erano le tammuriate, c'erano le tarantelle. Una cosa diversa sono le moresche, perché le moresche erano delle danze introdotte dai Mori a Napoli, sempre nel Cinquecento. Venivano queste grandi imbarcazioni con questi schiavi di colore, che poi venivano venduti ai nobili, chiaramente, perché se li compravano per poco e niente. E questi schiavi però si riunivano, erano per la maggior parte danzatori funamboli, mangiatori di fuoco, e usavano anche degli strumenti popolari come dei grandi tamburi, e si vestivano in maniera molto particolare, si radunavano all'esterno dei castelli e facevano queste danze orgiastiche al lume con i fuochi, e si vestivano con piume di gallina, diciamo che beffeggiavano i versi degli animali. E questo dette inizio proprio a queste danze moresche introdotte dai Mori. Le tammuriate e le tarantelle le conosciamo un po' meglio, però non sono, le tammuriate sono quelle della danza coppo tamburo, ma le tarantelle non erano quelle ma ci sono varie interpretazioni, da Taranta, da Taranto, chi dice che la tarantella viene da Taranto, chi dice che viene dal tarantismo. È una danza frenetica che generalmente si presta ad una danza liberatoria. Quindi pare che ci sono molti studiosi che dicono che venga dal tarantismo, però su questo ci sta ancora. Su questo si combatte, però forse noi dovremmo combattere anche per riprendercela, no? Negli anni 60 e 70 il morso della Taranta, studiato da Ernesto De Martino, parte e riparte da Napoli grazie alla nuova compagnia di canto popolare. 50 anni e passa dopo siamo ospiti più o meno ben graditi della Notte della Taranta nel Salento, amici e compagni, però forse dovremmo ricordarci che se il ragno mordeva dovunque, ossia questo pseudo esorcismo liberatorio mordeva nelle campagne di Napoli a Giuliano come nelle campagne di Lecce, a raccontarlo, a farlo risuonare questo sound è stata per prima la nuova compagnia di canto popolare. Poi storie di marketing ci portano a Melpignano, ci andremo ancora, ma è una delle tante cose che abbiamo perso senza revanchismi, ma perché è bene raccontarlo. Anche gli strumenti che voi usate sono particolari in quel momento. C'è stata una ricerca anche strumentale, come c'è nella musica classica il quartetto d'archi, viola, violino e violoncello, così anche nella musica popolare c'era mandola, mandolino e mandoloncello. Il concertino napoletano. Esatto, che ha le stesse caratteristiche di quello classico. E quindi quando abbiamo trovato questi strumenti buttati nelle
nei soppegni, nei vari negozi di San Sebastiano, e delle volte non ci potevamo credere. Non so, un vecchio mandoloncello ce l'ha venduto la grande liuteria della Rosa, che era un negozietto di un anziano signore amante proprio di questi strumenti, e li restaurava con grande amore, mi ricordo. E quindi noi, quando potevamo trovare questi strumenti, eravamo felicissimi, perché li facevamo rivivere. Infatti il mandoloncello è tornato ad essere il calascione di una volta, esatto. È tornato ad essere il mandoloncello. E la chitarra battente. Poi il recupero della battente, Assolutamente. questo è stato fondamentale, perché in Calabria c'era De Bonis che costruiva questi strumenti e ce li fece sentire. Era una cosa straordinaria, perché doppie corde, quindi una sonorità molto metallica, molto, molto armonica. E con i piroli ancora, quindi come il violino, si accordava, e poi insomma c'è stato il recupero di percussioni, di tamurre, di tamburi sardi, tamburi sordi e varie. Tricche ballate, nacchere. Quando facevamo le tammurriate a Somma Vesuviana, io mi ricordo che gli stessi figli, nipoti di Coffarelli, che era un cantatore, grande cantatore popolare, si vergognavano perché non si riconoscevano in quel tipo di musica. Loro erano stati abituati alla musica della canzone napoletana tradizionale. Tutto questo è un mondo appunto di sud magico, di sud magia in cui entriamo. È importantissimo però fermare questo momento. Prima non c'era, la cultura ufficiale napoletana aveva dimenticato secoli di storia. Le villanelle, le moresche andavano cercate in Germania. Improvvisamente questo gruppo straordinario, fra l'altro di talenti enormi e diversi, perché Fausta è con noi stasera e sentirete che voce ha adesso. Peppe Barra, Eugenio Bennato, Carlo D'Angiò. Immaginatevi che coacervo di diversi talenti e di diverse storie, di diverse capacità vocali, creative, di scrittura convivessero, e poi naturalmente il maestro De Simone. Questi ragazzi che voi vedete, io trovo questa foto bellissima, strepitosa, semplicissima, pantaloni neri e camicia bianca. Questo credo che fosse l'auditorium della Rai di Napoli. Questo penso sì, comunque anche a Spoleto siamo andati così, e questa era la nostra immagine preferita, perché manca Carlo D'Angiò, che era già andato via. Volevo dire, a proposito di Carlo, che delle volte veniva lo stesso pubblico ogni sera per sentire. Dice, noi siamo venuti a sentire la tarantella del Gargano, perché era un esecutore veramente, Carlo, unico. Straordinario, una voce a suo modo acida. Ecco, la nuova compagnia di canto popolare ha vocalità diverse, chi suadente, chi potente, chi teatrale, chi... Insomma, proviamo ad entrarci in questo mondo facendo un gioco di sottrazione, credendo a Madonna Fausta da sola, senza però in buona compagnia mia e sua. Che cosa preferiresti che ti facessi sentire? Io non ho preparato. Proviamo a immaginare qualcosa di questi primissimi tempi, ossia proviamo ad andare, questa volta in versione spogliata, senza il quartetto napoletano, senza i tuoi compagni di viaggio di ieri e di oggi, perché poi a quelli di ieri ne sono succeduti tanti e ne parleremo tra poco. Nel Cinquecento c'erano questi Vurri a diventare, che erano dei canti d'amore e il voler essere qualsiasi cosa pur di stare vicino alla donna amata, e diceva, e appunto Gian Leonardo diceva, Vurri a diventare chianelle te postar sotto sti pier, ma si lo sapisse, per straziarmi tu corrennis.
poi c'erano le moresche, che erano delle ballate addirittura frenetiche, quasi liberatorie, addirittura finivano con l'uccisione di un cantatore o di un danzatore. E i ritmi erano molto dispari, per esempio c'era il 5/4, 7/4, erano delle cose difficilissime sia da eseguire che da cantare. E poi c'erano le tamurriate, arriva la forma di villanella, si tramuta in tamurriata e di solito la tamurriata era introdotta da una fruna, un canto libero. Verite che successa un taiana nu prevedava satana figliola quando la steva bava la mano la steva bannari pullu cordoni che scanna la carata lo paese arravuta e mammella che cucchiare po po la pagliata. Questo era un esempio di tamurriata già molto colta e poi ci manca appunto l'accompagnamento della tamurra, che era indispensabile per questo tipo di danza. E poi c'erano i canti politici che hanno raccontato la storia di Napoli, come la Serpe a Carolina, che era un'invettiva alla regina Maria Carolina di Borbone. Carolissima mamma tanna, quanta cosa che vivere a me, quanta cosa che vivere a me, ma si zoccole tutto lo sanno, state buona e governato in lei, ma si zoccole tutto lo sanno, state buona e governato in lei. Catarì, Catarì, Che bello, bello. Io non credo che nessun altro vi dia la possibilità di sentire la musica fluire così libera. Questo era davvero un piccolo Bedecker, un dietro le quinte di quando tutto è iniziato. Voi immaginatevi di dire alla corte di Carolina che era una zoccola, oppure la storia precedente ci raccontava di un prete che aveva baciato una ragazza e poi è colto nell'atto di baciargli il cordone. E ho detto tutto. A proposito poi cordone. a proposito di origini, diciamo che volevo anche chiederle quando è che le è venuta la voglia di cantare, perché la storia dice che sua madre aveva una bellissima voce inespressa. In quegli anni le donne cantanti erano un po', diciamo, c'era una sorta di repressione. Ecco, è stato il riscatto questo. E diciamo i genitori di mia madre non le fecero fare il conservatorio, perché allora era ritenuto l'argomento cantante era tabù. Per carità, una brava ragazza doveva frequentare un semi-educandato femminile. Infatti la iscrissero al Pimentel Fonseca, che era una scuola di sole donne. A parte che era bellissima, ma poi insomma aveva questa voce splendida che mi ha tramandato. È stata poi lei ad invogliarla? Molto, era una manager perfetta e io l'ho avuta fino a quando ho vinto un secondo premio al Festival Internazionale della Chitarra, perché poi è morta giovanissima, a 43 anni, però era perfettissima, no, senza neanche forzarmi.
Lei era veramente ineguagliabile, mi ha fatto amare la musica. Non avevate riferimenti vocali, perché quella musica non veniva... Lei cantava queste canzoni, non dimenticare le mie parole, me le ricordo ancora perché me le cantava sempre. Andavate a sentire Concetta Barra? Sì, E chi altri erano i nostri i beniamini. maestri? Da chi potevate Per me, attingere? totalmente, io negli anni 60 amavo Mina come espressione vocale e quindi l'abbiamo imitata un po' tutti. Però mi rifacevo poi agli anni, diciamo che venivano queste cantanti, John Baez, Janet Joplin, la schiera degli anni 70 che era veramente enorme. Ha avuto Aretha Franklin. Il folk revival in Inghilterra impazziva con i Fairport Convention, con i Pentangle. L'Italia rispondeva con la nuova compagnia di canto popolare. C'era un maestro di chitarra, a lui dedichiamo la scheda degli indimenticabili dimenticati. Figlio d'arte, papà Ettore suonava il mandolino con l'Accademia Cacace. Edoardo Caliendo è stato, oltre che un grande artista, un grande didatta. Dalla sua scuola sono usciti chitarristi come Eugenio Bennato, ma anche suo fratello Edoardo, Patrizio Trampetti, Mauro Di Domenico, Corrado Sfogli, Gianfranco Caliendo. Quando nacque il 10 novembre 1922, il padre appese vicino alla culla una piccola chitarra filano, quasi a indicare il suo destino. Non bastasse, per il suo primo onomastico scrisse su versi di Pasquale Cinquegrana, l'autore di Indringhetendrà e Furturella, la canzone Serenatella Piccerella, e la fece eseguire da un'orchestra intera di chitarre e mandolini sotto il balcone di casa, in via Santa Maria Antesecula, nel quartiere Sanità. Svezzato a melodie napoletane, a 9 anni Edoardo già suonava i classici. Dopo gli studi sullo strumento divenne un punto di riferimento per il mondo di Canta Napoli, collaborando con Michele Galdieri, Ettore De Mura, Giovanni Sarno, Max Vairo, Mario Stefanile e Roberto De Simone. La domenica mattina era la chitarra di Spacca Napoli in radio, accompagnando Sergio Bruni, Amedeo Pareante e tanti altri, tra cui Roberto Murolo. Con lui dividerà la più importante delle antologie dedicate alla nostra canzone, i 12 volumi della Napoletana, percorrendo il tragitto che dal 1200 del canto delle lavandaie del Vomero conduceva fino agli anni 60. Anima del progetto, aveva intrapreso un importante lavoro di ricerca, di scrittura musicale, di trascrizione ed arrangiamento, messo poi al servizio del suo tocco inconfondibile. Le sue 6 corde sono l'unico strumento dell'operazione, insieme alla voce dell'altro figlio d'arte, Roberto Murolo. Spese la sua vita servendo la Rai, il San Carlo, Edoardo De Filippo ed i più grandi artisti, non solo napoletani. Nella sua casa di Vianiello Falcone, oltre agli artisti di domani, sfilavano studiosi, appassionati, giornalisti in erba. Scomparve il 26 luglio 1993. Il 14 marzo 2003 se ne andò anche Roberto Murolo. In quell'occasione Pino Daniele scrisse su Il Mattino: «Io ho avuto il privilegio di incontrare Roberto, di incrociare la mia chitarra con la sua voce, di emozionarmi pensando quando al suo servizio c'era le 6 corde di un maestro chiamato Edoardo Caliendo. Ecco, ho fatto un sogno, che Murolo, Carosone e Caliendo si ritrovino chissà dove per formare il più strepitoso trio della storia della musica napoletana, anzi, italiana». Chi sta buona da casa nostra, chi sta in Napoli quando balla, tarantella, tarantella. Abbiamo ascoltato il nostro omaggio, la scheda ad Edoardo Caliendo, rubrica Indimenticabili dimenticati. Ritorniamo a parlare con Fausta Vetere, la voce emblematica della nuova compagnia di canto popolare. Fausta, lei è nata sopra la spiaggia di Mergellina, dove la Madonna di Piedigrotta in una notte di tempesta smarrì uno scarpino. Poi la leggenda si fuse con la fiaba di Cenerentola e poi Roberto De Simone poi addirittura cambiò e la chiamò Gatta Cenerentola. Ecco, questo è il titolo del Basile, la Gatta Cenerentola, e quindi lui non lo ha cambiato perché si è rifatto proprio alla favola del si è ispirato, diciamo, a questa favola
e poi un po' una sorta del destino, che poi lei nel festival, se non sbaglio, del 76 a Spoleto. A Spoleto abbiamo fatto quest'opera e intervenne anche il Presidente della Repubblica, il quale era leone, quindi da napoletano capì tutto quello che non capivano gli che altri. non capivano gli altri, effettivamente. E praticamente fu un lavoro che ebbe un successo enorme in tutta Italia e anche all'estero poi. Il teatro è un'arte volatile, non rimane, a differenza della musica, del cinema, non lascia dei manufatti, ma nella storia del teatro italiano la Gatta Cenerentola, Spoleto 72 e 74, è come l'Arlecchino servitore dei due padroni di Strehler, è come Ci ragiono e canto, che aveva debuttato con Dario Fo, e c'era Rosa Balistreri per esempio dal sud a Spoleto qualche anno prima. I Cunti, neanche le favole, neanche le fiabe, i Cunti di Basile vengono messi in scena da questo magnifico ensemble di cui vi abbiamo detto, allargato perché c'era Leonardo alla chitarra, perché c'era Isa Danieli, e poi molte formazioni si seguiranno. Questo spettacolo bellissimo, di grandissimo successo, improvvisamente crea problemi alla nuova compagnia di canto popolare, che già li aveva avuti perché aveva inciso, l'abbiamo sentito nella scheda, Tammurriata Nera. Tammurriata Nera era una maniera di fare i conti con la canzone napoletana tanto abborrita, no? La canzone napoletana sembrava l'altro mondo, eppure era una canzone che, nata da un fatto di cronaca. In un ospedale napoletano che poi era l'Annunziata, iniziavano a nascere dei ragazzi di colore, e era il 1944, quindi che cosa stesse succedendo era chiaro. Il maestro Roberto De Simone non amava questa cosa. A quella canzone la nuova compagnia di canto popolare legò delle strofette finali che sono un vero cortocircuito, erano sulle note di una canzone americana, Pistol Packing Mama, e quindi la canzone raccontava degli americani o dei marocchini che mettevano incinta le ragazze napoletane, sia quelle che ci stavano che quelle che non ci stavano, quindi la canzone racconta anche gli stupri che si perpetrarono a quel tempo. E poi questo gruppo di napoletani doc usava una canzone napoletana per raccontare quelle ed altre strofe. Che successe con Tammurriata Nera, Fausta? Con Tammurriata Nera a noi ci fu commissionata, perché non facevamo pezzi di autore all'epoca, tranne la rumba degli Scugnizzi, che era un pezzo popolaresco. Chiaramente De Simone non si rifiutava proprio senza mezzi termini, no, non dobbiamo fare assolutamente. Poi era una televisione del sabato sera, e però la protagonista era Gabriella Ferri, che noi, grandissima, quindi come si faceva a dire di no a Gabriella Ferri? E lei ci assicurò che era una trasmissione dedicata al dopoguerra a Napoli, e appunto che avrebbero rispettato i canoni storici della canzone, senza melismi, senza alcuna addolcinatura diciamo gratuita, ecco. Quindi, assicuratici di questo, De Simone disse: va bene, allora veniamo. E non ci preparammo assolutamente questa canzone. Nacque dietro proprio le quinte del teatro dove facemmo la registrazione, e Patrizio si alzò in piedi perché forse si era pure stancato di ripetere sempre lo stesso brano, per cui dette quest'urlo. Sì! Allora De Simone disse: così la devi fare. Io dissi: ma voi siete pazzi? Disse: no, questa è la denuncia vera e propria di questo brano, proprio l'urlo sovrumano di Patrizio fece di questo brano una particolare esecuzione. Per cui, quando lo interpretammo per la prima volta alla trasmissione di Gabriella Ferri, il brano ebbe gli applausi perché il pubblico era pagato per applaudire, però una signora appena ci incontrò disse: avete rovinato un brano.
E noi fummo contentissimi di questa critica perché avevamo colto nel segno. E questa è la crisi di Tamuriata Nera. Che cosa succede invece quando l'Italia intera si inchina alla Gatta Cenerentola? Succede che fu il lavoro che poi ha segnato la scelta, ecco, la presa di coscienza di ognuno di noi che facciamo adesso, dopo, perché era un lavoro in cui avevamo dato tutto e anche De Simone aveva detto tutto quello che c'era da dire sia sulla musica popolare che sulla storia di Napoli, per cui andammo un po' in crisi tutti quanti, devo dire, e là ci fu la scissione, chi aveva scelto di fare teatro come Peppe Barra e chi scelse di continuare la musica, ma una musica diversa, nuova, anche composta sulle basi che avevamo diciamo ognuno di noi. La musica popolare era una cosa sacra, anche perché lei di recente ha detto noi cantiamo sì ma da soli, senza le istituzioni. Perché secondo lei? Perché nemo profeta in patria prima di tutto, perché noi abbiamo avuto un successo in tutto il mondo, in tutta l'Europa, però forse proprio a Napoli, diciamo in Campania, nella nostra terra, siamo stati sempre, non abbiamo avuto l'appoggio, il riscontro che ci aspettavamo. Ma io penso che anche lo stesso De Simone, diciamo che lamenta queste cose. Assolutamente, il maestro che è stato, ha avuto nelle mani il San Carlo, ha avuto nelle mani il conservatorio, meriterebbe di essere una gloria nazionale. Quest'anno farà, ma internazionale forse lo è. E siamo noi, come sempre, che credo che nessuno abbia pensato a organizzargli una festa per i 90 anni che farà quest'anno. E con tutte le sue, con le litigate che ha fatto con tutti, senza di lui la storia della musica in Italia, della canzone, con quel paesiello al San Carlo strepitoso, tutto di bianco vestito, sia la musica, lo spettacolo sono fatte per divertirci, per intrattenerci, e a volte riescono anche a elevare i nostri spiriti. Io immagino che ogni volta che si senta Esce Sole succeda qualcosa dentro chi l'ascolta, così come succede nella scena delle lavandaie, sentimenti ed emozioni diverse. E ritornando a Fausta Vetere, io vedo che lei non è che suona la chitarra, lei l'abbraccia la chitarra. Di me oramai. Com'è nato questo amore con la chitarra? Ma io avevo 9 anni e mi ricordo che stavo a Milano e andavo ai giardini pubblici a pattinare con una segretaria che mi accompagnava, di mio zio. E pattinando un giorno mi misi a cantare Guagliona, perché non ho mai rinnegato la mia napoletaneità, neanche a Milano, dove mi chiamavano magari Terrona all'epoca, e ti parlo degli anni 60, quindi Poco è cambiato rispetto. Allora, e mi misi a cantare questa canzone e si fece un capannello di gente, per cui il direttore del teatrino dei ragazzi che stava lì a Milano mi invitò a fare un festival e io cantai a cappella senza nessuno strumento, perché cantai sempre questa canzone, mi piaceva tanto. Tu sei guaglione che te mise. Adesso non me la ricordo manco più, però cantato a cappella. Mia zia, che era una musicista, ex pianista, quindi disse: ma questa ragazza deve suonare uno strumento. E così mi disse: che dici? Mo telefono a una mia amica, la Calace, che era a Napoli, e disse: ti faccio fare una chitarra. E così mi regalò la prima chitarra e io incominciai a studiare privatamente. Quindi i suoi tale scout sono stati sua madre e sua zia. Mia madre e mia zia in assoluto. Però la chitarra non te l'ha insegnata Edoardo Caliendo, ma un altro strepitoso maestro. Un grande maestro, e veramente... E poi era molto amico anche di Edoardo Caliendo, si vedevano spesso in conservatorio. Come Caliendo era la chitarra della napoletana
di Roberto Murolo, così Gangi era la chitarra di Fausto Cigliani. È stato anche il maestro del mio compagno direttore artistico di Corrado Sfogli, quindi di Trampetti, di Bennato, di tanti bravi, Mauro Di Domenico. Eccolo Corrado. E allora sì, però andiamo, la nuova compagnia di canto popolare a un certo punto cambia sangue, cambia pelle, ha un periodo di transizione. Gli anni '80 sono anni in cui suonate più all'estero che in Italia, poi arrivano gli anni '90, arriva il momento forse anche di scriverle delle canzoni. Nel frattempo Eugenio Bennato, che era andato via, aveva fatto Musica Nova, aveva fondato Musica Nova, e l'assunto di Musica Nova era esattamente quello di fare della musica in stile popolare, ossia di scriverle le canzoni nuove. Le strade si erano divise, però in qualche modo diventano parallele. La nuova compagnia di canto popolare arriverà a Sanremo, ma noi ci fermiamo con questo racconto perché questa è una puntata, avendo Fausta magnificamente ricordato prima di essere l'unica donna in mezzo a tanti maschietti, questa è una puntata largamente dedicata alle donne, a una prima donna come Fausta e anche a una quasi debuttante assoluta, una emergente. Lei si chiama Ste. Io non vorrei dire niente, vorrei soltanto che voi l'ascoltaste. Aspetti non ti fa rapporto e sta solissima non sa un po', pure sta capo ormai c'era d'amore, dici cancella sta compagna vostra che l'ha già voluta bene, ma tu mi volevi bene e sto cuore si pensava che tu volevi bene, com'è più forte me, com'è più forte chi sto male, ma chi sto cuore tuone a lucca forte sta canzone. Io t'ho voluto bene, ma tu mi volevi bene e sto cuore si credeva che tu volevi bene, rigi cancella sto cuore aspetta ancora. Sa gamba che prende, se mi love in volena, da già volute bene, e tu mi hai volute. T'ho voluta bene, ma se tu mi volevi bene, sto cuore non si fa male, ma t'ho voluta bene, bene. Io sono rimasto folgorato da questa canzone. Mi aspettavo una cosa, arriva il pezzo trap del momento, anche perché c'è il bravo producer Handley che ci ha messo un minimo di suono urban, ma è una canzone che persino nel testo cita la canzone napoletana classica. Ste, raccontaci qualcosa di te. Da quale pianeta, da quale mondo vieni ad illuminarci e a mostrare ai napoletani come si canta la canzone napoletana di oggi? Io vengo da un mondo molto umile. Quindi nasco in Nigeria, però vengo in Italia, soprattutto a Napoli, con mia madre single. E cresciamo insieme con una famiglia napoletana che ci ha accolto a me sin da piccola, avevo 12 mesi, quindi ero piccolissima.
e ci ha cresciuto, ci ha voluto bene, ecco come la canzone ci ha voluto bene e ci vuole ancora bene ad entrambe. Inizio a cantare ecco da piccolissima con le recite scolastiche, poi col coro della chiesa, fino ad arrivare ad un locale che ecco mi ha dato la spinta per poter iniziare questo percorso, e loro hanno creduto in me. Questo locale si trova dalle mie parti dove abito, che è il villaggio Coppola, e si chiama il VUP, e ringrazio che mi stanno guardando Maria e Ivan da casa, ringrazio tutti quanti, poi mia sorella per il supporto e soprattutto Massimiliano che ha creduto in me dall'inizio, ed ecco perché sto intraprendendo questo progetto. Noi verremo a sentirti al VUP adesso perché il segreto non dura molto. Ste, com'è che hai questa, oltre che proprietà di linguaggio napoletano, ma proprio di linea canora, quali erano le canzoni che nella tua famiglia adottiva si sentivano? Quali cantanti si sentivano? Si sentivano tantissimi cantanti, soprattutto la canzone napoletana, quindi sono cresciuta con queste canzoni in radio la mattina mentre mia mamma faceva i servizi. Chi è l'artista che senti più vicino alle... Più vicino a me personalmente è Pino Daniele, perché è una cosa che prende il cuore, i sentimenti come li esprime lui, almeno a mio parere non li ha mai espressi nessuno. Posso chiederti una cosa che non è preparata davvero? Me la fai sentire una strofa di Pino a cappella? Certo. E ti sento quando scende scala e corse senza guardare, e tu vedi tutti i giorni che renna per faticare, ma poi non ridi più e lontano se ne va. Tutta vita così e ti stima per non morire e aspetta che chiava l'acqua da un po' ne va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma grazie, bravissima. Grazie. C'è una roba particolare nella sua voce, dove c'è insieme il sol e la vutata. Pino avrebbe gradito, noi fino adesso avevamo segnato Lagos sulla nostra cartina geografica per l'Afrobeat, per Fela Kuti, il Black President. Tu sei la nostra presidentessa verace, eletta stasera, anche per dire che nella canzone napoletana c'è una nuova scena, quella della seconda o della terza generazione. Ci sono tanti napoletani adottivi o nati a Napoli provenienti da mondi lontani che ci stanno mostrando la strada, perché la canzone napoletana è sempre stata canzone contaminata, no? Parlavamo delle Moresche prima, parlavamo di Pino Daniele. La canzone Napoli è città aperta, la sua canzone è città aperta, è un mondo aperto che tutto tiene dentro, il canto francese, il canto americano, lo spagnolo, quello americano. Qua l'Afrobeat non c'è ancora, però se mai ti venisse voglia di fare International TT o con dentro il napoletano, potrebbe essere carino. Grazie a te. Grazie. A presto. Fausto, abbiamo ascoltato una bellissima interpretazione della Ste, poi abbiamo anche fatto un omaggio a Pino Daniele. Volevo chiederle, ma è vera questa storia che nel 1973-74 Pino Daniele venne ad ascoltarvi per la cantata dei Pastori, si portò la chitarra, voleva salire sul palco ma dissero non puoi salire, vai via? C'era un impresario che non faccio il nome perché lo metto in difficoltà. Comunque lui mi ha raccontato questo episodio a casa sua, Pino, e dice: ma tu, ti devo dire che io venni con la chitarra sotto palco, voi stavate voi, Eugenio Bennato, tutto il gruppo vostro, e poi c'era Edoardo Bennato, poi c'era Tony Esposito. Insomma, stavate facendo questo raduno che si chiamava sotto la galleria, si chiamava La Cantata dei Pastori, ma era un raduno popolare, popolarissimo, insomma. E quindi io agognavo di cantare insieme a voi, eccetera, e questo mi cacciò. Io tenevo la chitarra in spalla e dice: tu in vatten, e in malo modo, dice: no, non è proprio cosa per te. E così me ne andai. Io non ci potevo credere, dico: ma veramente? Dice: sì.
E quella fu per me, io da allora che sento proprio il desiderio. Infatti quando poi abbiamo fatto quel Natale e Capodanno insieme al Teatro Alla Tenda, Partena. e lui ha sempre detto, era un mio grande desiderio cantare insieme a voi. Pino riconosceva che tutto fosse partito dalla nuova compagnia di canto popolare. Può sembrare strano, ma è lì, è quando Edoardo adotta la nuova compagnia di canto popolare, che ai ragazzi di Napoli sembra possibile fare un'altra canzone. Per cui quando si inventa gli appuntamenti di fine anno di Tutta Nata Storia, la prima telefonata la fa a Fausta, a Corrado, il primo incontro su cui parte quel treno che per qualche anno ci ha reso spettatori privilegiati di un evento pensato soltanto per Napoli. Era la cosa che non si era mai riuscita a fare tutti quanti insieme. Prima qui manager a cui alludeva Fausta e anche altri, ma anche le vite personali, ma anche le carriere personali, le gare, le rivalità avevano impedito. Invece Pino porta sul palco la nuova compagnia di canto popolare, Teresa De Sio, che in quegli anni è stata la regina. Noi lo dimentichiamo, ma quanto ha venduto Teresa De Sio con i suoi album, quanto è stato importante il suo essere cantautrice, ma anche un album di cover, si chiama Teresa e Regina, e mi ricordava Gio Barbieri, dice: io la prima volta che ho sentito Passione era su un disco di Teresa De Sio, perché la canzone napoletana era ancora fuori dal radar, doveva essere ripulita in qualche modo per rientrare nei nostri radar. Gli anni '80 li abbiamo visti, girate molto, però non ci sono canzoni a ricordare quegli anni. Nel 1992 la nuova compagnia di canto popolare debutta a Sanremo. Altro grosso trauma per me, perché i miei compagni erano tutti già d'accordo. Io invece molto scettica, e fu Stefano Senardi a convincermi del contrario, perché disse: ma la vostra non è una partecipazione alla gara, voi partecipate con un pezzo vostro, anche di denuncia eccetera, per cui io non vi condiziono assolutamente a fare un pezzo per Sanremo, ma cantate una canzone composta per l'apposito festival, però che sia una canzone in linea col vostro discorso. E mi convinse, e appena facemmo l'esecuzione, allora si cantava una sera e poi se si veniva eliminati, basta, era finita. Infatti fummo eliminati subito con la canzone Per dispietto, che era il premio della critica. Però il sabato successivo io lessi tutto il giornalino di Sanremo che mi portavano in camera d'albergo e vidi tutti i faccine sorridenti, per cui capii che avevamo vinto il premio della critica, e così fu molto più contenti, perché sapevamo che il premio della critica era un premio molto più, forse per noi, più ambizioso, più soddisfacente. Il 1992 è l'anno di Medina, nel 95 uscirà Sigari e nel 98 tornerete a Sanremo. Sì, con Sotto il velo del cielo, che fu un altro bellissimo brano composto da Corrado Sfogli, Carlo Faiello, però quell'anno debuttarono gli Avion Travel, e allora noi ci facevamo le battute: vabbè, quest'anno ve lo concediamo, il premio. E così. In quell'anno va via anche Giovanni Mauriello, entra Gianni Lamagna. Nelle fila della nuova compagnia di canto popolare è passata la meglio gioventù napoletana. Fausta ha citato Carlo Faiello, ma c'è passato... Ma senza rinnegare nessuno, Franco Faraldo, per esempio, grande percussionista. Assolutamente, maestro dei tamburi a cornice, Marcello Colasurdo, a cui mandiamo un abbraccio forte. E l'album di quell'anno, che è Pesce d'Omare, dentro ci sono delle presenze che forse qualcuno non si aspettava con la nuova compagnia di canto popolare, perché c'è Angelo Branduardi, ci sta Zulu, c'è appunto Marcello, e c'è Marcello, e con Angelo veramente è stata una cosa veramente stupenda, perché il pezzo lo ha composto Carlo Faiello, e
sulla vocalità e proprio sullo stile di Angelo entrava proprio nel pezzo che abbiamo interpretato insieme. E poi c'è la canzone con Zulu che poi ha generato anche un tour che si chiamava Malelingue Tour. Malelingue Tour, che non è stato premiato come meritava. Io ricordo un concerto bellissimo. Lo sbaglio fu rivolgersi ai teatri, invece noi dovevamo rivolgerci ai centri sociali, e invece quella fu una richiesta. Purtroppo i nove posti volevano prendere il pubblico teatrale, e fu quello un grande errore, forse da parte degli organizzatori. Vogliamo ripercorrere, Federico, quegli anni? Dobbiamo tornare alla chitarra, Fausta. Sì. Canta per dispiet, per chi se crede che sto zitto. Canta per cantare, per chi non si vuole accontentare, per chi si crede meglio e lato, solo perché chi un coppo è nato. Se sa la storia è sempre quella, chi nasce prete e chi una stella. Non si parla più, e sotto stesso cielo, fatta per cantare, stamma senza guardare. Che non si parla più, se va sempre a fuyen, e a vita se ne va, senza storia raccontare. E questa era la canzone per dispietto che vinse il premio della critica al Festival di Napoli. Poi c'è stata Festival di Sanremo. Festival di Sanremo. Quello di Napoli. Poi c'è stata La terra gira da una parte e poi dall'altra, sotto il velo del cielo, come chi di notte non riesce a dormire, perché vuole capire a dove nascun si ta nascun. A dove nascun si ta nascun. C'è una piega sottile, questa era Sotto il velo del cielo, però non mi ricordo bene gli accordi, per cui è meglio che non me la... Sotto stesso cielo ci fa pensare a Viviani. Tu prima parlavi di questo è un festival, quello lo vince Barbarossa, ma questo lo vince Annalisa Minetti. Vorrei trovare qualcuno che ricordasse Senza te o con te. Seconda Antonella Ruggero, terza Lisa. A proposito di Desaparecidos, l'unica luce ce la portava Mango quell'anno, ce la portava Pino, che fu quinto con Luce. Parlavi di Viviani prima, che era un altro rimosso, questa volta soprattutto dal teatro napoletano. Perché è stato il più grande autore, forse drammaturgo e scrittore di canzoni, e anche attore. Lui stesso era un grandissimo interprete e attore del teatro. E Raffaele Viviani è stato riscoperto proprio nel dopoguerra, perché fino allora diciamo la cultura ufficiale dava spazio a tutti i grandi, di Giacomo, Edoardo, anche tutta la famiglia Scarpetta, insomma. E quindi invece Viviani è stato rivalutato come autore, come quello che ha descritto Napoli nella sua vera essenza, proprio nella sua verità, come denuncia, come fatto anche politicamente. Ha descritto la povertà, ha descritto la sofferenza, ha descritto la prostituzione, ha descritto la guerra, ha descritto la pace. Viviani ha parlato un po' di tutto della Napoli. Che rapporto ha Fausta Vetere con la musica di oggi? Cioè, che musica ascolta lei? Ma io ascolto tutta la musica, però devo dire che
Di questi fenomeni, ecco, sanremesi, cosa ne pensi? Mi piace molto, mi sono piaciuti Colapesce di Martino, per esempio, ma anche la canzone che ha vinto. Io trovo che il grande vincitore è stato, diciamo che Sanremo ha premiato veramente la voce e la bravura. Diamo il benvenuto a Tommaso I. Salve, grazie mille per avermi ospitato. Ciao Fede. Ciao Tom. La puntata molto femminile, però poi non è che possiamo proprio fare, dovevamo chiedergli, abbiamo chiesto di travestirsi, non è riuscito a tagliarsi la barba in tempo, non veniva. Nella leva, c'è una nuova leva cantautorale a Napoli, in cui Tommaso I si trova in ottima compagnia. Penso a Newt, penso a Dario Sansone dei Foia, penso a Roberto Colella dei La Maschera. Dario e Roberto li abbiamo avuti anche qui nelle scorse puntate. Tommaso ha portato in questa scena cantautorale un vento di freschezza, agli inizi un certo tropicalismo, una voglia di raccontare anche cose scabrose, perché è vero che ha raccontato gioia, però è vero anche che ha raccontato poi il coro di queste puttane che attraversava Napoli. E prima stavo facendo una riflessione a microfoni spenti, fare il napoletano stanca, per citare Federico Salvatore. Non a caso, ve lo dico già. Sì. Federico, che era così una persona amante del metafisico, no? Era una voce rivoluzionaria in una città che a volte dimentica cos'è la rivoluzione, mentre lui nella sua vita e nella sua opera artistica, non solo nell'opera artistica ma anche nella vita, riusciva ad essere rivoluzionario ed andare oltre una serie di cose, una serie di catene che la quotidianità e l'etichetta ci impongono. E sai, tra i tanti napoletani che ho citato in un disco che si chiama Favola Nera, no? Che era un disco che ho scritto a Londra sulla chitarra di Bob Geldof, quando ormai ero stanco di fare canzoni, di parlare di Napoli, avevo voglia di fare altro. Poi è nato quel disco, e tra i vari Curzio Malaparte, tra Annibale Ruccello, quindi tutti i napoletani spinosi, ho citato anche Federico, che secondo me merita un posto d'onore nella critica alla città, all'oleografia nuova e vecchia della città. Lanciato, lo sappiamo, l'abbiamo detto, quel grido d'accusa contro tutti, contro se stesso, contro di me, contro Pino Daniele, contro Roberto De Simone, contro Renzo Arber, contro tutti, che non voleva dire contro nessuno, ma voleva dire che c'era bisogno di ragionarci un attimo. Quella era io se fossi San Gennaro. Adesso ci troviamo con faccia angelluta dappertutto, come se ci credessimo davvero. Siamo diventati tutti quanti devoti, io no. Bisogna analizzare però la storia di San Gennaro, che è assolutamente una figura non clericale, anzi era una figura spirituale più vicina a Buddha che a Cristo, ed è stato un martire del più grande impero, no? Che sia mai esistito, forse il primo impero per eccellenza, quello romano. E mi colpisce sempre questa figura di San Gennaro rivoluzionario, un po' come, ritornando a Federico, mi consigliava sempre la lettura dei Vangeli apocrifi, no? Che sono i Vangeli più entusiasmanti, secondo me. Ora ci arriva la scomunica, però... Non ci arriva la scomunica, ma la benedizione di Fabrizio De André, che ci aveva fatto un disco bellissimo. Io, quando si parla di religione, preferisco arrivare ai dischi, perché sono allergico dovunque, comunque. E nel tuo ultimo disco, ricordiamone il titolo. Favola Nera. Favola Nera. C'è questa processione assolutamente... forte, ecco, abbiamo detto Fabrizio De André, è una roba che in canzone poteva non starci, invece tu ce l'hai volutamente messa. Sì, è stato un viaggio umano, non solo musicale, perché poi musicale in quel disco non ha nulla di innovativo, è un omaggio a Viviani, a tutto ciò che c'è già stato in questa città, però è un viaggio umano dall'altra parte del muro, no? Si supera Posilli, poi si supera Chiaia e inizia una città che vive sotto i ponti dell'asse mediano, dell'autostrada, di Gianturco. È una città abbandonata, del centro storico, delle periferie, e a volte c'è una vita che vede
nell'abbandono e anche nella promiscuità sessuale, un mondo quasi sembra uscito da un'opera di Miyazaki, no? Magari non colorata come le varie produzioni dello studio Ghibli, ma un po' più scure, però è presente, è viva, e ho cercato tantissima umanità e l'ho trovata. E in Madonna Nera ancora ritorna, vedi, la figura religiosa, popolare, assolutamente, e, mamma Schiavone, sì, però non blasfema, ci tengo a dire questa cosa, anzi ho sempre visto una certa religiosità negli occhi degli ultimi. Io ho fatto un brano con il mio amico Roberto Colella, che è un fratello, e con le ragazze di Viargine, che sono ragazze veramente vittime della tratta degli schiavi. Abbiamo raccontato questa storia, che è un racconto verosimile, in realtà è una storia vera, e l'abbiamo inserita. Come riesci a coniugare la tradizione all'innovazione? Questa è una domanda che Napoli si fa da sempre. Sì, no, perché Carosone riusciva a coniugare. C'era quel film di Sorrentino dall'improvviso, no? Lui dice: le radici sono importanti, e le radici sono importanti, fanno parte di noi, è bello stravolgerle, e questa è una città che non cambia mai. È una città che tu hai un rapporto bruttissimo con la politica. Hai più volte detto che è un fallimento totale, quindi tu ti rifugi nella musica. Io voto l'1%, l'utopia, a volte non condivido neanche come agiscono, però voto l'utopia, poi non riesco a trovare un piano politico alla politica della città, neanche alla politica nazionale, anzi credo siano molto pericolosi, però... Quegli ultimi, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, vedi Viviani come Fausta torna sotto lo stesso cielo, sotto i ponti. C'è il rischio di pensare che Napoli sia quella gentrificata in cui i turisti mangiano le pizzette fritte. Non è quello. C'è il rischio di pensare che sempre sia lodato il terzo scudetto e soprattutto il quarto, che vogliamo subito, ma vedete come poi l'appetito viene mangiando. C'è il rischio di pensare che davvero i turisti abbiano lavato le colpe e i problemi della città. Tu prima parlavi una cosa, mi è venuto in mente che è stato appena ristampato Messico Napoletano di Peppe Lanzetta, sì. con una breve prefazione di Paolo Sorrentino, e lì dentro le periferie assomigliano assolutamente a quelle che sono rimaste. Ci sono dentro anche i prodromi di Gomorra, sta già per succedere la guerra per bande a Secondigliano, e far finta che tutto si risolva con una tazzulella caffè non renderebbe giustizia a nessuno degli artisti che abbiamo citato in questa puntata. La tradizione non è un tappo. Sai, ieri ho visto l'ultimo di Moretti, di Nanni Moretti, e c'era una frase, c'era un momento che secondo me è stata la più grande critica a un modo di raccontare la criminalità, no? Quando lui ferma la scena del film che stava producendo sua moglie, non voglio spoilerare il film di Moretti, però e all'improvviso dice: in un film che ho visto di un regista rosso si parla della morte, un tassista uccide questa persona e la racconta in maniera così, dura 7 minuti, e lo spettatore, dopo averla vista, non penserebbe mai di uccidere qualcuno. Quello che fate voi è intrattenimento, quella invece è la realtà. E vedi, credo sia stata la critica più grande anche al savianismo cinematografico, nonostante io sia un grande lettore, stimatore di Saviano, credo sia stata la critica più costruttiva ed elegante che ci sia stata a questo tipo di racconto di una realtà che invece è prettamente molto 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 più brutale, e di cui, ritorniamo al discorso prima fatto, la politica ha grandi colpe, probabilmente il 90%. Ma certo, perché Gomorra non la inventa Saviano o la televisione. Gomorra c'è, sta lì, pesa su di noi. Oggi ha cambiato indirizzo e ha cambiato posto, ma fa affari con le bandierine azzurre del Napoli. Sì, si fa affari con i turisti, con i B&B e... Va bene, canzoni. Un attimo solo, ritornando alla musica, ma adesso faccio io una domanda a te. Stasera abbiamo visto la tradizione popolare con Fausta Vetere, poi tu
metà anni 90 hai coniato il termine neomelodici. Questo nuovo filone musicale, Tommaso I, Canzoni, come li chiama? Newpolitani. Tanto anche qui è merito di Peppe Lanzetta, è merito delle vite postdatate di Peppe Lanzetta, del Bronx napoletano, l'idea che si potesse giocare con le parole. Se serviva la nuova compagnia canto popolare per recuperare l'antico, la tradizione vera, il suono, gli strumenti addirittura, serviva qualcuno che giocasse con le parole in maniera contemporanea. Peppe fa la rivoluzione che in America hanno fatto la Beat Generation. Peppe tiene insieme Pino Mauro e i Led Zeppelin o i Sex Pistols. A me, che ancora non apparteneva a Pino Mauro, l'ho scoperta dopo, però mi appartenevano per natura i Sex Pistols, è servito qualcuno che tenesse davvero insieme tutto. Quando tu chiedi a lui come si fa a tenere insieme la tradizione e il rinnovamento, la tradizione non si tiene insieme. La tradizione o l'hai mangiata, l'hai digerita, ti appartiene, e qualsiasi cosa cucini la tiri fuori, oppure no. Il problema è che oggi arriva uno chef che ti porta un mezzo babà con sopra la granella. A me è successo l'altra sera, io lo guardo desolato, preferisco un piatto di curry al 100%. Poi vai a Vico Scassacocchio e c'è qualcuno che fa il ragù al curry. Quella non so se è tradizionale, ma è buonissima. Oppure vai a casa di Peppino Di Capri a Pasquetta e ti mangi una bella fetta di casa tia. Posso dirci una? Che bello. Questa pumarola. Sta venendo una fame da pazzi, ve lo dico. Io regalo sempre un libro alle persone speciali di Peppe Lanzetta, che è Figli di un Bronx minore, che io sono un lettore accanito, leggo a volte libri anche in poco tempo, di grandi, con tante parole, diciamo così. Eppure io per leggere Figli in Bronx minore sono 60 pagine, ci ho messo 3 mesi, perché ogni lettura era un pugno nella pancia. Penso sia stato un grande... È un caposcuola, caposcuola di una cosa che viene dopo, di un realismo non magico, ma appunto neopolitano. E voi pensate, io parlo di Messico napoletano perché è appena riuscito. I protagonisti di Messico napoletano sono Anna e Marco, come la canzone di Lucio Dalla, solo che Anna è una 19enne che non sa che cosa farsene della vita, il cui fratello si buca, il cui amatissimo Marco si buca, e la storia è semplicemente la vendetta di Anna, che prima spreca la sua vita in amori a perdere, in nottate a perdere, quando uccidono Marco, che lei aveva ormai lasciato, e pagheranno tutti, pagheranno le vittime e pagheranno i carnefici. Quella che rimane immobile sullo sfondo è questa città. Le mani sulla città ci sono ancora, anche se noi non lo vogliamo dire, però insomma è canzone. Tommaso, abbiamo detto Federico Salvatore, avevamo già invitato Roberto a cantare una cosa di un progetto che Federico non ha fatto in tempo a finire. Abbiamo fatto una canzone insieme, una sua vecchia canzone, abbiamo cantato io, Robby e Federico, però non volevo cantare... No, io volevo chiedertene un'altra. Okay. Io ne ho fatta una che mi ha ispirato tanto, anche perché con Federico abbiamo passato tanto tempo a raccontare delle cose di mondi che in radio non so se si possono dire, però meriterebbe sicuramente un podcast, perché sarebbe veramente il graffio di Fontana in questa società, e si chiama Natascia. Ve la faccio ascoltare. E dopo ci fai sentire anche una cosa tua. Faccio ascoltare, sì, un brano a cui tengo tanto, che parla di periferie, cavalleggero New York nella testa di Laura. Giuro a tutti gli ascoltatori che non mi sono fumato nulla quando l'ho scritta, veramente la mia visione artistica di vedere quella strada che oggi ancora di più, piena di festoni azzurri, ricorda un po' un vicolo del Bronx. Sì, poi c'è un film che ha attraversato Cavalleggeri recentemente, no? Quello tratto da Elena Ferrante, ossia i mondi. Vero. Napoli improvvisamente viene svelata, oggi si porta a Rione Luzzatti, domani non sappiamo che cosa. C'è una Napoli che resiste, c'è quella che rimane a voce delle creature, che sale piano piano. Sì, ma c'è ancora una Napoli che non è stata raccontata, che è quella dei marchingegni nascosti, che è la vera Napoli, quella che per esempio nel 1799, lo dico a chi osanna ancora, I Borbone. Ma la monarchia in generale, anche in Inghilterra, ha decapitato le menti migliori, e probabilmente lì, vedi come la micromedicina scopre nelle cellule l'origine di tante cose. Bisognerebbe fare un passo indietro nel tempo, nella fisica quantistica. Vabbè, lui ce l'aveva con Carlo III e c'ha ragione, infatti fino a postazione canora.
Tommaso I, accompagnato dal tuo chitarrista, nome e cognome? Si chiama Gianluigi Capasso e non sarebbe mai potuto diventare negli anni 70 un capellone, però è una... Ma almeno a 18 anni, io a 18 anni potevo, Io faccio una cosa per non sbagliare il testo, leggo il testo dallo smartphone, che lo so che è una Penso cosa che si sta facendo un selfie. poco estetica, però è molto contemporanea, nel senso che... Ricanta Napoli, Tommaso I ci fa ascoltare Natascia. La vita è una tascia e a stanza non vasce, o viga tre re. Non lietta che aspetta, chi passa una notte e non sa chi è. Ma vita è un flash e o cuore è una tascia, non dice mai no. Una crema per coscia, stivali camosci e una borsa lui gio. Noi orna fornesce, né carne né pesce, ma in suona una tascia continua a suonare. Fra torna sorriente, bugiardo incosciente, e la luna bussò. E tutte le mattine s'abbraccio cuscina e aspetta a titina che viene a pigliare. Un po' che muina, guardando in vetrina, ma non ci pensare. La porta è una tascia, chi trase e chi esce non si può inserrare. Un circo e parrucca, fra maschere e trucca, una vita a metà. Un specchio distrutto che sotto soffitto e stanca e guarda. Un letto che sbatte, con un uomo che fotte e poi se ne va. Noi giorni fornisce, né carne né pesce, ma in suona una tascia continua a suonare. Fra torna sorriente, bugiardo incosciente, e la luna bussò. E tutte le mattine, tra mille vetrine, una tascia cammina che borsa ferre. Ma senza stivale, si chiama Pascale, Puvica tre re. Potete immaginare dal telefonino, noi queste cose ce le chiediamo all'ultimo momento, non è una canzone che Tommaso fa in concerto, non è una canzone che Tommaso si porta appresso se non nel cuore, però ci piaceva continuare a ricordare Federico e anche l'altro lato di Federico, non soltanto la parte più ironica, quella arrivata al grande pubblico, ma ci piace sempre far succedere qui delle cose che non succedono altrove, ammesso che altrove succeda qualcosa. The Dark Perché? Side of the Moon di Federico, però l'altro lato della luna, e lui è stato un grande poeta. La luna è una scorpa di sermone, sì, però per tutti quanti noi e per Federico, lo sai. Sì. Quindi Lo teniamo lì, facciamo cantare un altro brano. e adesso invece The Dark Side of Tommaso Sì, I. faccio una canzone che è l'altra parte di Gioia e si chiama Cavalleggeri, New York è una testa di Laura. Laura, cresciuta in de casa popolare, s'affaccia sera per un quarto piano e pensa se un'alternativa c'è. Rumena che mattina va che sape sbaglia, poi asciutta le lacrime tutte i compagni. Chissà se poi qualcuno pensa a me. Passano i mezzi che fuori un coppana rota. Cavalleggeri mi pare New York, s'arraga chiò. Piglia tuo cuore, ma voglio a te, che sia una scusa mia zallata. Se non ci stai mi mangiata, quando mi stringe forte forte, quando il mondo ci fa male. E sta deriva culturale, che poi ci porta a chi lontana, a dove manca Rassio Mario Viernari. Stelle che scendono a cielo, stanotte volesse avere,
Paffuiachi con l'anima sporca ti chiede l'amore che è miracolo e devozione, e perdono e rivoluzione che stai per me. Laura, capisci studia 1000 sigarette e vota in terra poi sporche russette, che male fa questa mediocrità. Ci guarda e sorriso rocia fanno principessa, ma cala l'occhio se non so paese, per un vecchio numero gli viene a pigliare. Se parla una rete in de bar che stisciando cavallo leggeri mi pare New York, s'arraga chioffa, piglio tuo cuore, mi voglio a te, questa è una scusa mia zallata, se non ci stai mi manco ciato, quando mi stringe forte forte, quando mi ci fa male, e sta deriva culturale, che poi ci porta a chi lontano, a dove manca Rassio Mario Viernari, stelle che scendono a cielo, stanotte volesse vedere, paffuiachi con l'anima sporca, ti chiede l'amore che è miracolo e devozione, e perdono e rivoluzione, che stai per me. Il deriva culturale è una novità nella canzone, però Laura invece mi veniva in mente che Canzone di Laura era una cosa bellissima che Pino Daniele aveva dato a Fabio Concato. Ne abbiamo anche parlato con Fabio Concato quando ci siamo conosciuti qualche mese fa. E è anche un po' un omaggio. Mi piace prendere tanti pezzi di Napoli nascosti, no? Abbandonati, non conosciuti, o meglio, che non sono sotto i riflettori, e per riportarli, riprenderli. È una cosa a cui tengo tanto. Sono un amante degli outsider. Una volta lo eravamo tutti, e c'è una canzone nel nuovo disco di Vinicio Capossela che si chiama Dalla parte del torto. Ricorda quando Brecht diceva di sedersi dalla parte del torto, però racconta che oggi tutti i posti sono occupati, perché dalla parte del torto ci si sono messi quelli che vogliono avere ragione, e quindi si chiamano underdog, si definiscono underdog, si definiscono in questa maniera e vorrebbero essere da tutte e due le parti della recita, ed è un po' una sceneggiata mal riuscita. Credo sia, come dire, l'emblema più rappresentativo, no, della contemporaneità, nel senso che c'è un anti che però non è anti, cioè il vero anti probabilmente non lo fanno arrivare a stare sotto i riflettori. Lo si trova nelle strade, lo si trova nei centri sociali. Grazie a Tommaso I. Grazie a voi per avermi spiegato. Grazie alla chitarra e al barbiere di Gianluigi Capasso. Di Gianluigi Capasso. Vengo pure io dal tuo. Noi siamo addirittura d'arrivo, Federico. Ricanta Napoli volge al termine. Questa sera abbiamo fatto un altro bellissimo viaggio nella melodia napoletana, il Ricanta Napoli, perché Napoli non ha mai smesso di cantare. Lo abbiamo visto con Fausta Vetere, abbiamo visto come continua poi nei giorni nostri con Tommaso I. Ne approfitto per ricordare due appuntamenti importantissimi della nuova compagnia di canto popolare. Il primo il 24 giugno, un grande concerto al Colosseo con il maestro Enzo Avitabile, e poi il 2 luglio al Folkest di Udine, un'altra serata tutta dedicata un premio alla carriera meritatissima, una nuova compagnia di canto popolare, sempre quello che Napoli deve ancora decidersi di fare. Io però vorrei ricordare l'album dei 50 anni, Fausta, e l'ultima opera di Corrado. Corrado è Napoli 1534, che ha vinto il premio Tenco, e quindi io sto ancora portando avanti il suo progetto di racconto di questa Napoli del Cinquecento che lui ha amato tanto. Veramente l'ha descritta forse nella maniera più bella che potesse fare. La voglia di cantare non l'è mai passata? No, ancora no. Ma io ho detto ai miei figli, quando vedete che incomincio a dare i numeri
pigliatemi di peso e portatemi dietro le quinte. I figli di Fausta poi, come devo dire, con la musica ci bazzicano assai. Dove sta Marco? Marco in questo momento sta suonando con la PFM, ha fatto una tournée molto bella con il suo gruppo Ice Fish, dove c'è Virgil Donati, ci sono tutti i suoi grandi, sono veramente bravi compagni di viaggio. Davvero, Fausta, a te, a tutti quelli che abbiamo citato, grazie per la buona compagnia. E grazie a voi. Ci vediamo giovedì alle 21 per una nuova puntata di Ricanta Napoli. Grazie a Federico Vacalebre, grazie a Fausta Vetere per essere stata con noi. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Buonanotte.